Installazione in auto del seggiolino in gruppo 1. Per procedere con l'installazione, slacciare le cinture di sicurezza del seggiolino premendo il pulsante rosso della fibbia. Rimuovere il riduttore, svincolandolo dai passaggi cintura rossi. Rimuovere il tessile dello schienale. Far scorrere la porzione diagonale della cintura auto tra poggiatesta e lo schienale e inserire la cintura a 3 punti nel vano cintura, facendola fuoriuscire dal vano opposto. Agganciare la cintura dell'auto alla fibbia, facendo in modo che sia il ramo addominale che quello diagonale passino in corrispondenza del passaggio cintura rosso. Riposizionare il tessile dello schienale e tendere il più possibile la cintura dell'auto, facendo aderire bene il seggiolino al sedile. Posizionare il riduttore agganciando le asole ai passaggi cintura diagonali. Per far alloggiare il bambino, procedere come segue. Unire le 2 linguette della cintura e agganciarle nella fibbia. Attraverso l'apposita manopola di regolazione, regolare l'altezza del poggiatesta in modo che le cinture fuoriescano all'altezza delle spalle del bambino. Per regolare la tensione delle cinture del seggiolino, tirare con cautela il nastro di regolazione fino a ottenere il giusto livello di tensionamento. Cambiare la configurazione del seggiolino da gruppo 1 a gruppo 2-3 è molto semplice. È necessario procedere come segue. Sganciare le cinture del seggiolino dalla fibbia. Ruotare la manopola per alzare il poggiatesta fino alla massima estensione. Rimuovere il tessile dello schienale. Sganciare la patella retroschienale. Far passare sotto i passaggi cintura diagonali le cinture integrate. Spingere gli spallacci, le cinture e le rispettive linguette attraverso le apposite asole. Rimontare la patella retroschienale e riagganciare il tessile alla struttura. Sfilare la fibbia dalla protezione spartigambe e posizionarla nel vano sottostante. Inserire anche la protezione spartigambe nella stessa asola. A questo punto è possibile procedere con l'installazione del seggiolino. Far passare il ramo diagonale della cintura dell'auto dietro il poggiatesta e attraverso l'apposito passaggio cintura. Far sedere il bambino assicurandosi che la sua schiena sia aderente allo schienale. Agganciare la cintura dell'auto alla fibbia, facendo in modo che sia il ramo addominale che quello diagonale passino in corrispondenza dei passaggi cintura addominali. In fase di regolazione dell'altezza del poggiatesta, verificare che il guida cintura diagonale sia posizionato sopra la spalla del bambino a una distanza massima di 2 cm. Tirare la cintura diagonale verso il suo arrotolatore, in modo che tutta la cintura risulti tesa e ben aderente al torace e alle gambe del bambino. Il seggiolino può essere reclinato. È sufficiente azionare la maniglia e alzare leggermente il seggiolino per passare alla posizione inclinata.
Il seggiolino è completamente sfoderabile e lavabile a mano e lavatrice a 30 gradi. È necessario sganciare le cinture del seggiolino dalla fibbia. Sfilare il rivestimento del poggiatesta. Rimuovere i cover sopra il poggiatesta. Staccare i velcri. Cominciare la svestizione dalla parte superiore del seggiolino. Sganciare la patella retroschienale. Sfilare la fibbia. Staccare i velcri. Svincolare gli elastici sotto la seduta per completare la svestizione.